Via libera alla finanziaria senza le 82 norme cassate dal commissario dello Stato e ok al disegno di legge sul mutuo da 558 milioni di euro collegato a specifici capitoli di bilancio, tra cui quello che riguarda i forestali e non nella forma generica contestata dall'impugnativa. Niente fondi invece per le associazioni, gli enti e le fondazioni inserite nell'ex tabella H che viene completamente azzerata. Si profilano dunque pesanti ricadute economiche per enti come il Teatro Massimo, l'Orchestra Sinfonica Siciliana, la Fondazione Federico II, ma anche per l'Associazione Allevatori, il Corecom ed il Centro Pio La Torre. Ma tagli consistenti ci sono anche per comuni, trasporto pubblico locale e collegamenti marittimi con le isole minori. Dopo un lungo pomeriggio di riunioni a Palazzo dei Normanni, l'ARS non è andata oltre l'approvazione dell'ordine del giorno di promulgazione della finanziaria senza le norme impugnate e del disegno di legge sul mutuo. In Commissione Bilancio non c'è stato accordo sugli altri 3 DDL del governo. Il primo appostava del fondo globale 77 milioni di euro derivanti da risparmi di spesa assegnati col secondo DDL all'ex tabella H e ai lavoratori dell'ente Acquedotti Siciliano, 1000 persone che a questo punto rischiano di non poter ricevere gli stipendi. I 2 disegni di legge approvati in Commissione Bilancio non sono stati neppure discussi dall'Aula, rinviata al 9 maggio alle ore 16, il giorno dell'udienza preliminare per il governatore lombardo che comparirà davanti al GUP con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura di Catania su ordine del GIP per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio. Il quarto disegno di legge, invece, col quale il governo lombardo intende recuperare parte delle norme impugnate, è stato inviato dalla presidenza dell'ARS alle commissioni di merito. Se ne parlerà più avanti. Va ancora peggio per comuni, trasporto pubblico e collegamenti marittimi. I tagli sono confermati. L'unica consolazione è un ordine del giorno del Partito Democratico approvato dall'ARS che impegna il governo a reperire le risorse necessarie rischiando il barile. Tra i tanti capitoli falcidiati c'è anche quello che riguardava gli ex PIP di Emergenza Palermo. I 500.000 euro previsti in finanziaria non ci sono più.